Buongiorno a tutti i telespettatori, siamo tornati in vostra compagnia per fare una puntata speciale dedicata alla settimana veronese della finanza, la 15ª edizione che si terrà questo giovedì 19 novembre 2020, quindi parleremo di come sta l'economia veronese, l'economia veneta, e per parlarne siamo in collegamento ora con Thomas Piccini, consigliere regionale di Lista Veneto Autonomia. Buongiorno Thomas. Eccoci qua. Allora, dunque, siamo in un periodo complicato per cittadini e imprese in Veneto. In Veneto abbiamo superato i 100.000 casi positivi totali. Quanto stanno soffrendo le imprese venete e veronesi in particolare? Ma stanno soffrendo come la stragrande maggioranza del paese. È chiaro che, come era anche sui nostri giornali locali, soffrono un po' meno, e questo grazie a una capacità imprenditoriale che si è sempre contraddistinta negli anni. Questo non vuol dire che va bene, ma vuol dire che è un incentivo in più che noi dobbiamo fare per stargli vicino, soprattutto ad alcune categorie che soffrono più delle altre, per esempio i ristoratori, che sono sicuramente una categoria che sente pesantemente questa, chiamiamolo, problematica coronavirus, insomma, ecco, come altre in particolare, però loro sicuramente ne soffrono maggiormente. Le piscine, gli impianti, le palestre, sono settori che sono pesantemente colpiti da questa situazione. Ecco, quali sono, se esistono, gli strumenti per far ripartire, diciamo, questa economia che si è fermata praticamente in questi mesi? Per far ripartire è un discorso molto lungo di impostazione. Sicuramente il sostegno economico è la base di tutto, perché dobbiamo aggiungere questo periodo a un periodo precedente di altri 2 o 3 mesi che queste aziende hanno dovuto, per chi non ce l'ha fatta, andare in banca e chiedere ulteriore finanziamento, che poi hanno ripreso a lavorare, ma non è stato il lavoro che c'era prima, che si assomma e va a sommarsi a una serie di altri fattori che oggi, assieme a questo ulteriore blocco, pesantemente stanno soffrendo e fanno fatica a ripartire. E credo che l'incentivo più importante era quello del sostenimento economico per far ripartire, perché voglio dire, difficilmente ci sono altri strumenti. Poi ognuno ha la propria ricetta, ognuno ha il proprio modo di vedere la cosa. Sicuramente i soldi io li avrei investiti in maniera diversa, ma questo purtroppo non dipende da me. Sono state fatte scelte che secondo me dovevano andare in un'altra direzione, ma voglio dire, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Sicuramente, come è sempre stato nella vita, il lavoro lo produce l'imprenditore, questo è fuori discussione, e lì va sicuramente incentivata quella forma ed eventualmente licenziamenti, perché questo poi andremo incontro dal mio punto di vista. È una situazione non facile, ecco, anche pur che sia una persona molto positiva, insomma, quella è la cosa. Certo. Per quanto riguarda la situazione Covid in Veneto, che in queste settimane sta peggiorando a vista d'occhio, ieri il governatore Zaia ha presentato la sperimentazione con i kit fai da te per provare per il tampone, diciamo il tampone antigenico per il Covid. Potrebbe essere veramente una svolta per il Veneto, ma non solo per l'Italia, per anche il mondo, se vogliamo vederla in termini un pochino più grandi, ecco. Diciamo che il Veneto in questa situazione si è sempre contraddistinto anche con coraggio, dico, a volte fare le scelte non è da tutti, e credo che Luca Zaia in primis ha avuto l'iniziativa di fare i tamponi all'inizio, che poi hanno copiato quasi tutti, per non dire tutti, e poi anche questa novità. E io credo che in questo momento tutte quelle soluzioni che portano al miglioramento di una situazione devono essere perseguite e che abbiano una valenza, insomma, ecco. Credo che ancora una volta la Regione Veneto sia contraddistinta, ma è chiaro che rimane di fondo la problematica lavorativa e quella sanitaria. Oggi quella sanitaria purtroppo è quella maggiore assieme, anzi direi che vanno di pari passo, non farei distinzione tra sanitaria e quella lavorativa, perché voglio dire sono due problematiche che dobbiamo risolverle e che dobbiamo dare delle risposte perché possiamo uscirne meno indenni possibili da questa situazione. Sicuramente il tampone rapido è stata una
novità e che spero che possa dare un risultato e che possa alleggerire quella forma di intasamento che oggi abbiamo negli ospedali. Ecco perché, pur che la sanità veneta abbia risposto ancora una volta come eccellente e che siamo una delle regioni migliori attualmente, però è chiaro che la responsabilità personale che ognuno di noi deve avere, assieme a quella che noi possiamo fare di mettere a disposizione tutte le cose possibili perché non si possa intasare quello che sono oggi gli ospedali, perché veramente siamo in affanno. Ecco. Questo è. Certo, La Regione Veneto, certo. voglio dire, che ha anche scelto di premiare come volontà i quarti e quinti anni di specializzazione in medicina per chi oggi ha lavorato e combattuto il Covid. Credo che questo sia un ulteriore segnale di come la Regione Veneto ha attenzione verso questa problematica. Certo, assolutamente sì. Benissimo, allora noi ringraziamo Thomas Piccinini, consigliere regionale di Lista Veneto Autonomia, grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a voi.